L'apertura verso nuovi mercati, quale centro servizi di trasporto e logistica, è questo il significato del nuovo logo di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, scelto dal Consiglio di amministrazione della SPA per l'attività del polo intermodale. Ne parliamo con il suo presidente, Giuseppe Bortolussi. Buongiorno, io ritengo che proprio la semplicità del logo dimostri che il messaggio che si vuole dare non è più essere centro, ma essere eccentrico. Eccentrico verso i mercati nazionali, ma in particolare i mercati internazionali, i mercati terrestri che si possono raggiungere nel centro Europa, centro-est Europa, mercati che cominciano a diventare molto interessanti per lo sviluppo soprattutto manifatturiero che si è creato in quelle aree. Dall'altro il fatto che Interporto ha creato una grossa opportunità e modalità di trasporto attraverso l'utilizzo della ferrovia, creando questa stazione importante merci a standard europeo.